Attraverso un comunicato stampa i familiari si dissociano dal Festival Paladino d'Oro, ci riferiamo al suicidio di Alberto Re. È dato sapere, affermano i familiari nel loro comunicato alla stampa, che grazie alle recenti cronache giornalistiche a breve verrà avviata la nuova edizione del Festival Paladino d'Oro. L'edizione di quest'anno fa seguito a quella dell'anno scorso, tutti ricorderanno la tragedia consumata, il mio amato papà, scrive Natalia Re, perse la vita suicidandosi per colpa di uno sciacallaggio mediatico e social che lo hanno investito. Purtroppo una non efficace comunicazione, leggera e dai contenuti pericolosi per questo impattante a livello emotivo e della dignità umana, lo ha reso bersaglio facile da figura maggiormente vulnerabile. Ricordo che in quell'occasione non vi è stata alcuna autentica vicinanza o solidarietà da parte del direttore, presidente dell'associazione che deteneva il marchio Paladino d'Oro. Quelle giornate per noi familiari furono devastanti, solo tra di noi ci siamo presi per mano. Soltanto il prefetto di Agrigento, scrive Natalia Re, Filippo Romano, ci dimostrò vicinanza e comprensione insieme agli agenti della questura e alla procura della Repubblica di Agrigento, che aprì immediatamente un fascicolo d'inchiesta per istigazione di suicidio. La notizia mi venne comunicata con un freddo e inopportuno messaggio WhatsApp la mattina del 22 novembre del 2023. Non solo il festival si svolse ugualmente al termine dei lavori, è stato pure definito kermesse di grande successo, un ossimoro potentissimo di facile comprensione per chiunque. Probabilmente chi utilizza le parole per professione dovrebbe farlo con la maggiore senso di responsabilità. Oggi, con ancora aperto un fascicolo per istigazione al suicidio contro ignoti, mi sento in dovere di diffidare il direttore artistico di citare il nome del mio compianto padre Alberto Re. La mia famiglia, conclude il comunicato, il Movimento Italiano per la Gentilezza da me presieduto, si dissociano dal Festival Paladino d'Oro.